Regione.news. Sabato 21 e domenica 22 marzo giungono alla loro 34esima edizione le giornate FAI di primavera con 18 affascinanti luoghi visitabili in Friuli Venezia Giulia. I siti ubicati in Friuli sono stati presentati nella sede di Udine della Fondazione Friuli a Palazzo Antonini Stringer, che insieme all'adiacente Palladiano Palazzo Antonini Maseri, sede del rettorato dell'Università di Udine, rientrano nell'elenco delle mete visitabili insieme all'ex convento ed ex ospedale militare, ora sede della prefettura di Udine, dove è previsto un evento speciale nella vicina chiesetta di San Valentino. Gli altri siti visitabili: il seicentesco Palazzo Antonini Mangilli del Torso, sede del CISM, la sede della Carnica Arte Tessile a Villa Santina, la centrale termoelettrica Edison a Tor Viscosa e Rocca Bernarda, dove ci sarà un evento speciale con intreccio tra vino, arte e poesia. Il giorno 20 marzo, evento speciale anche nella sede della Fondazione Friuli, con una passeggiata d'autore data la presenza della preziosa collezione di opere d'arte, con Elena Comessatti e Liliana Carnielutti, autrici di un pregevole libro su storia e restauro del palazzo. Oltre a mettere a disposizione il nostro palazzo restaurato recentemente con molte opere d'arte, avremo anche un evento che precede le giornate di primavera e chi accompagnerà i visitatori sarà una persona, anzi sono le due autrici, Elena Comessatti e Liliana Carnielutti, che hanno curato un libro che appunto introduce alla visita di questo palazzo. Fortunati quelli che venerdì alle 15, credo, potranno venire qui e approfittare della loro competenza. I siti visitabili nel resto del Friuli Venezia Giulia, 18 in tutto in 8 comuni, sono il Palazzo del Governo, Palazzo Vivante, la chiesa di San Nicolò dei Greci a Trieste, Villa Codelli e una mostra d'arte dedicata all'artista Tino Piazza nella scuola dell'infanzia Collodi, e il santuario della Madonna del Prevalla a Mossa, il Mulino Faletti Sancini, il Palazzo Polcenigo Maninezzaro, il Palazzo Scolari Salice, il Palazzetto Diana Santarossa, l'antico Ospitale dei Battuti e i tesori del convento di San Giacomo nel Pordenonese. Dal loro inizio nel 1993 fino al 2025 le giornate del FAI hanno coinvolto in Italia ben 13 milioni e mezzo di visitatori che hanno scoperto o riscoperto oltre 17.000 luoghi speciali. Sono 75 i beni che il FAI cura e gestisce, tra castelli, palazzi, aree paesaggistiche, abbazie, conventi e collezioni, con la missione sussidiaria, quello dello Stato, di restaurare, conservare, tutelare, valorizzare e divulgare i beni, curando anche l'aspetto della loro sostenibilità economica. Il FAI si regge sul volontariato, con 7.500 volontari e volontarie e 17.000 apprendisti ciceroni provenienti dalle scuole. Figlio di una visione illuminata della borghesia lombarda, il Fondo per l'Ambiente Italiano ha avviato un'azione essenziale per il nostro paese, ha detto il presidente della Fondazione Friuli Bruno Malattia, che ha anche invitato il FAI a collaborare per il 2027 ad un'iniziativa di Fondazione Friuli per aprire le chiese nel Pordenonese affrescate da Giovanni Antonio De Sacchis, detto il Pordenone, e dagli allievi della sua scuola. No, ma è un miracolo, lei parlava del FAI, secondo me è un miracolo che ci sia il FAI in Italia e che il FAI, istituzione privata, stia agendo da anni con estrema capacità e coinvolgendo tantissime persone nella valorizzazione e nella conservazione del nostro patrimonio. Non ci sono storicamente altri esempi che i privati siano riusciti in un'impresa di questo tipo. Per Giovanni Maria Leo, vice prefetto vicario del prefetto di Udine, il patrimonio storico italiano non è solamente una vetrina di siti, ma è trama stessa della nostra identità, frutto di pluralità culturale che il mondo ci invidia e che noi abbiamo la responsabilità di capitalizzare al meglio. L'assessore alla cultura del comune di Udine, Federico Angelo Pirone, citando Salvatore Settis, ha ricordato i 3 motivi che fanno morire le città: lo svuotamento, la distruzione e la perdita di memoria di sé. Su quest'ultimo aspetto sta il valore imprescindibile
imprescindibile del FAI. E sul ruolo tecnico della ricostruzione post-terremoto del CISM, in quanto comunità internazionale di scienziati aggregatasi a Udine ancora prima della nascita dell'Università di Udine, nelle stanze del Palazzo di Piazza Garibaldi, si è soffermato il presidente Mario Pezzetta, invitando il FAI a collaborare per rendere maggiormente fruibile alla cittadinanza il Palazzo del CISM. I saluti del rettore dell'Università di Udine sono stati portati dall'ingegner Gino Cappellari. Il capo delegazione del FAI di Udine, Chiara Bettuzzi, e Ilaria Nadalutti, capogruppo del FAI di Cividale, hanno illustrato in breve i luoghi visitabili il 21 e il 22 marzo, descrivendo gli appuntamenti come occasione di visita e partecipazione attiva della collettività alla promozione della cultura e della tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico del nostro paese. E qual è la formula magica? Ma la formula magica forse è proprio quella di riuscire attraverso gli apprendisti ciceroni a raccontare la storia. La conoscenza è la miglior protettrice, no, del patrimonio storico. Assolutamente sì, senza la conoscenza difficilmente riusciremo a mantenere il nostro patrimonio, perché all'interno appunto della conoscenza noi poi troveremo il futuro. Chiara Bettuzzi ha riportato anche il messaggio, in particolare centrato sui giovani, della presidente FAI del Friuli Venezia Giulia, Beatrice Duranti. Giovani che non sono solo apprendisti ciceroni per un giorno, ma custodi del nostro futuro e prova vivente che la bellezza condivisa diventa energia inarrestabile.